Riparte allora l'azione di Padova. Il pallone in direzione di Borrini. Prela restituisce in ala Borrini. Bravissima, aspettare il momento giusto per concludere. Giro palla, Satta, Colunga. Galarios da lontano. 4-3, -1 Lions. Prela, Tanic, Rubi. Cernova contro Brock. Schiaccia a terra Cernova, il punto che vale il -1. Tanic, Prela l'ha vista ma la ignora. Ora va a servirla dopo che Lepori aveva scalato. Tanic ancora, due finte, poi grande percussione di Jogap. Subito consolata dall'Elena Colunga. Ora che deve difendersi Sassari. Jogap. Borrini. 4 minuti alla fine del primo tempo. Chiama le marcature, passa da fuori. Tanic in possesso. Si chiude bene la difesa di Sassari, ma poi arriva sempre Jogap. Quando siamo all'alba, o meglio al tramonto del primo tempo, arriva anche il gol di Prela proprio all'ultimo secondo. 18-10, chiude con 8 gol di vantaggio la Cellini. Fallo di Doneddu, Jogap già ripreso, con la palla chiaramente toccato il ginocchio di Prela, con Satta che può andare in zona da Balata col pallonetto. Battuta in Abulele. Già il secondo tentativo di intrusione, il terzo è stato davvero troppo. Si resta 20-13, ma Lions sotto di una per 2 minuti e qua non può far nulla nemmeno Dascu. Bel contromovimento con Balata che ci ha capito poco. Poi Tanic in controtempo. Comandare il gioco di Padova il capitano con la maglia numero 19. Jogap. Prela. E allora Sassari che torna in attacco. Cernova, Colunga. Un paio di contromovimenti. Poi scarica e trova. Borrini, buca d'angolo. Colunga, 360, Colunga. Fantastica l'Elena Colunga, che gol. Tanic, ancora da Prela. Troppo semplice per lei. Scambio con Borrini, palla al piede. E allora ultimi 30 secondi per Sassari che va con Balata sotto la traversa. Tanic, vediamo se cerca l'ultimo tiro in porta. Sì, con una grande giocata di Bea Borrini. Finisce qui però la partita. La sirena che avete appena sentito mette fine alle ostilità. 28-23 Padova.